Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con la velocità di Enki Brown F che si installa subito al comando su Excellent Karaf, come al solito veloce nella giravolta. Al largo invece sta sbagliando il time. Rimane subito in terza posizione Eres Dorial Mail che precede Numero Escobar 3, Jet. Quindi Mi squalificato. Hercules Bar alla retroguardia Etrusco Cla. Va a chiedere strada a Eres Dorial Mail ad Enki Brown F e tende a passare. Enrico Bellei che si porta a condurre dopo 400 metri in 30 e mezzo con il suo figlio di oro Puro Bar. In vantaggio Eres Dorial Mail. Seconda posizione per Enki Brown F che precede Excellent Karaf, quindi Escobar Jet, Hercules Bar ed Etrusco Cla, 45,8 per i primi 600 metri di corsa. Al termine di questa retta si andrà a completare il primo giro e iniziano le schermaglie tattiche con la mossa esterna da parte di Hercules Bar che trova però l'anticipo di Excellent Karaf che muove dalla terza posizione alla corda, 1 minuto e 8 decimi per il primo giro da parte del leader Eres Dorial Mail che chiude il primo chilometro d'avanguardia in 1,16 e mezzo. Passaggio davanti alle tribune per l'ultima volta con Eres Dorial Mail al comando, Enki Brown F nella sua scia, largo Excellent Karaf con in scia Hercules Bar, poi Escobar Jet ed Etrusco Cla. Frazione in poco meno di 15 davanti alle tribune, il leader che continua sempre dello stesso passo. Eres Dorial Mail guida Enki Brown nella sua scia. All'esterno c'è sempre Excellent Karaf che non sta facendo un favore ad Hercules Bar, il quale deve fare da sé, muove in terza ruota dal parziale. Trova però l'anticipo da parte di Enki Brown F che sposta su Eres Dorial Mail a 400 metri dalla conclusione, situazione apertissima con Eres Dorial che allunga, ma Enki Brown F è decisa al suo esterno dopo una frazione svelta sulla retta di là. Enki Brown insiste all'attacco di Eres Dorial Mail, tende a liquidarlo all'imbocco della retta d'arrivo, poi Hercules Bar e quindi Escobar Jet in attesa dell'open stretch. Eres Dorial che si è ripreso sotto gli attacchi di Enki Brown che prova a insistere, al largo anche Hercules Bar, Enki Brown in vantaggio, Enki Brown F che nel finale si allunga e regala il doppio in serata ad Alberto Garruto. Il training di Holger Ehlert, la proprietà di Gianni Marotto per la figlia di Man of Many Mission e Etna Sec che da seconda in corda spara il parziale, liquida Eres Dorial Mail e si stacca nel finale sugli avversari che lottano solo per il secondo posto. Enki Brown F e Alberto Garruto si impongono in bellissimo stile. Una lunghezza e mezzo sul palo, meglio di Eres Dorial Mail che è secondo. Al terzo posto finisce Hercules Bar. Nicole, possiamo venire da te per il commento di questa bella prova.